c'è biele storie. O pares gust di dismenteale per tornare le senza sapere che succede. C'è che mi piacciono le storie che mi emozionano e che fanno emozionare. Ieri vade la giornata, pasaremo le ridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amici, tutti insieme in te chiasutte, ascoltaremo une storiute, conti truc se mostri, ogni dì si fa così, tutto più miedo gran furlan, non sta piedi di papà. Non sta là lontan, sta ferti alla mamma, tut plui bieldo gran furlan. Non sta piedi di papà, non sta là lontan, sta ferti alla mamma, e non sta là lontan, sta ferti alla mamma. Non si arriva un'email, mi dico che non scrivo. Buondì Daria, o soi Greta di Darte. Quando voi a chiaminata al bosco, cal se d'invier o estate, mi place immaginare stories di sbils, fadis e animai che avvivin avventuris magichis. Mi plasares tan contati une di guine giornate. Mandi, Greta, sono tan curiosa di conoscere la tua storia. Sì, anche a me mi capita di spesso di stiarai voi e inventare stories. O immagini stories con me e vigli, anche se io immagini un vigli tan pluriativo. Ma saveso frus c'è molto che si inventa una storia. Provin a inventare una insieme, non scoventi, un protagonista che è l'eroe o la eroina delle avventure de storia, un aiutante che aiuta il protagonista, un antagonista che per solito è triste, ma non sempre, che l'ostacolo è il protagonista. L'ambientazione, indulà che si dà Welsh l'avventura, e il tema. Ma come tutte le storie si scomincia con tu e ieri une volte. E ieri une volte une fantate di non dariute che viveva col suo amico vigliut in un bosco plen di lusignis a forme di curisin. Dariute aveva un po' de fa nassi rosi sugli arbui o tai pras, dome tocchiantiu. Un die chiaminave furpa i trois dal bosco, quanché, duto un colp, si n'accorge di essi si perdude. Spauride da riute chiatà un arbul con tune puarte. Plene di curiosità le vierge. Dentri e ieri une cusine tansiore e une fade che ieri da ora prepara une torte. La fade ei disè: Mandi fantacine, c'è astu non? Io o soi la fade freolute. Mandi e io soi Dariute e mi sei perduta. Non stave pure Dariute, come ti io di io. Ven con me. Dariute, contente, ile daur, e di botte la fade si trasformò in tune brute strie. Dariute, tu has un poder che io vul, no per fanasi roges, ma orcui e sbil strist. No. La stria stava per completare il suo striamento quando Vigliut, che si era trasformato in un bra, le salvò. Aiuto! C'è molta stufata chiattami! L'amicizia non sten d'ogni
anche dai momenti più grivis. C'è titolo mettino a queste storie, Fruz? O resti in spieta di une vostre idee? Voleso farmi domandis su altri argomenti che tante curiosità? O voleso fa une dediche? Mandait a Maman, Caiut, Sportel Furlan, Pont e U. O mandait un WhatsApp al numero 3 7 1 4 7 2 9 0 2 2. O le arai tutto in trasmissione. Facendo un gioco, provai a chiatare le figure compagni in questa immagine in 5 secondi. Indulais il null di ploe. Il null alle chi e chi. E come indula sono i due nui con l'arco di San Marco. Un alle chi e un alle ca. Bras. E la saete? Una e chi e che altre? Ma bras, belle! Il pianeta invece indula lucchiatino. Veio ducchi doi. Non se stas bravo nons. Dammi chi la tomanute. Che ti conti une storiute di un mondo plen di magie, di amis e fantasie. Flon flon e musute. Testi e illustrazioni di Elzbieta, voltata dall'originale di Laura Nicoloso. Pubblicazione par cure de Associazione Culturale El Tomad. Flon flon, al gioiave con musute tutti il dì. C'è di une bande dal Riul, lì di musute, c'è di che altre, lì di flon flon. Quando sarai grande, musute sarà la mia femmine, al diseve flon flon, e musute giuntave. Quando sarai grande, flon flon al sarà il gnom. Ma una sera, co a lei il giornale, il papà di flon flon al dis, c'è brutta gnove, e gli da ora arriva la guerra. L'indomani, la guerra, e gli è lì. Anche se in mano si levioti, il papà al dis, mandi, ninine di femmine, maman flon flon, frutigno, o tornerai in curt. Urda une grande strente, po' al partispe guerre. La di dopo flon flon al dis, o voi lì dal riul a gioia con musute. Ma la mamma i mostre pal barcon che al pues dal riul e gli cumò un'ecise di spinis. Ale così, perché nessun al pue di vignichi di no, e spieghe la mamma. Non che musute? Al domande flon flon. Allora la mamma dis, moci, non sia più di fevelà di musute, ale proibit. E perché? Perché che gli di che altre bande de guerre. La guerre? Indulaise? Al domande flon flon. Che io dis di va via queste cise di spinis. Che io dis di la via. La mamma gli risponde che non si può. E vonde.
La guerra era masse grande, non ascoltava nessuno, si le sentiva là e vigni. E faceva un rumore di cedì e impiava grandi fuochi e fracassava fur tutto. Questa dura tanta di lungo che si pensa che al di par sempre, ma alla fine, tutto di un bot non si le sent più. Al pues dal suo rumore, un gran cidin. In che dì il papà al torne d'ogni con tune ande di strac e al dis: "Vecamo, la guerra è finita." Ma Flonflon al vedeva ben che la cise di spini se era sempre lì e al dis: "Non è vero, la guerra non è morte, perché non le ha stu copade." Il papà sospira: "La guerra non mur mai nin di un Flonflon. Ie si indurmidis dome ogni quel tant e quando che ie Eduard si squensta tens di non sveale." E io facevo massa confusione quando gioiavi con musute? Al domande Flonflon. No, e rispose la mamma, i frussa son masse piccoli per sveale la guerra. Allora Flonflon al va furta al prat, la che aveva gioiato con musute prima de guerre, al chiamine di lung decise e a colp al sin musute che lo clame. Ie aveva fatte une piccole buse intecise di spinis e traversava il riul. Frus, com'ò? Alta che ghiti! Se soprons per divertirsi con stelle, ghiti e i loro amici. O spietin anche su www.ghiti.it in un mondo di giochi, letturis e videos. Inventà une storie. Mi piace inventare stories. Contimi une allora. Ieri une volte un riccio piccinino in un bosco. Alt, le cognosi. Parceri docisto. Ben, tu mi hai fatto un tic di ghitti. Strac pal chiaminà. E il riccio in tal bosco, biel planca al chiamine. Oh, e che succede, Al? E al chiamine. Che stra che ho soi. Di bon che Ghitti sia indormidito, perché non sapevi come finì la storia. Vigli, ti è piaciuta la storia che vi inventate, uè? Cioè, ti è piaciuto essi un drag? Parda bon. O sono anche sicura che ti è piaciuto un grum anche rugiato, anche un leone. Sì. Ma sì, Vigli, sicuro.
tu sei sempre il mio amico più speciale e tu sei anche il mio drac eroico per sempre. Oh, mi è piaciuto un'evore inventare una storia e chissà c'è tanti altri avventure che racconteranno Dariut e Vigliut. C'è di seso. Mamma. La giornata Fasarino Navidade, con bravura io ti esclami a Oh, orpo, chiale c'è coi chiatat vigli. Che librud malveve regalat bete tantin pindaur, ma ieri dismenteat. Oh. Dice che al chiacchiare. Ben, al chiacchiare di tutti i frus dal mondo, che sono compagni, ma anche differenze. Sì, come io e te. Tu sei sognato. E io sono una persona, ma tutti due non splastan gioia, mangiare, dormire. No, ma risante. Vuoi dite la parole magiche di vigli? Mangiare. Dite che come mi domanderà gli scrocchetuti sul salmon. Sì, come, tes doi. Ma mi è venuto fan anche a me però. Vi dico che non scrivo. Mandi Daria o soi Tania di chiasarse. Quando soi a scuole non si intacchiaccarà dome par furlan e par talian, ma anche par altri slenghis che non conosco. Troppi slenghis si chiaccarino in Friuli. Grazie. Mandi Tania, c'è distu se olin insieme a discuviergilu? Orpo, c'è tanti slenghis differenti, frus. Provin a ascoltarmi ora quali slenghis che adoprano le persone che passano per strade. Mandi. Queste non puoi sconfondirle con nessune altre lingue. Queste è la lingua furlane. Il furlan è la melengue dal cur. Si è formata passe me eins in daur. Lo sapevi so? Ascoltin altri slenghis. Gius! Tedesco. E Silvio sloven. Questi due slenghis non sono dome che si fevelin in tai paesi che a confini con la nostra regione, ma si fevelin anche cadino di tanto tempo. Questo perché il Friuli è un territorio di passaggio di popoli e di culture e dunque è un luogo di incontri anche per slenghis. In Friuli però si fevelin anche altri slenghis che vengono di donde, ma anche di lontano. Oh, c'è maraviglia! Belli sacchi. Secondo altri frutti, c'è lenghis sono il romeno, l'albanese, il serbo, il croato, l'ucraino. Questi sono lenghis che sono arrivati in Friuli di poco tempo in confronto ai slenghis che sono di sempre nella nostra regione come il furlan, il tedesco, il sloveno o l'italiano. C'è via il calzare savelis dutis e c'è fortuna.
C'è diseso fruz che in Friul sono anche altri slenghis. Sicuro vi voi di mettius a prove. Il Friul è un paese multiculturale, o ben a chi avevi tanti sculturis e lenghis differenti. Se o pensi a lenghe furlane, dentro di ie sono altri slenghis. C'è molto. Al baste pensare a esos peraulis che hanno una divinince che rive di altri slenghis come che slovene e che todestie. È come se si fossero miscliciati tra di loro. Sì, Fruz, guarda bon. Fruz, conosceso la paraula slovene kolač? Per italiano, kolač è la ciambella. Ma sapeso c'è molto che si dice ciambella per furlan? Propit kolač, dome che ta che cul k e che finis cul c con la cedilie. Passin a un'altra paraula slave. Žaba. Žaba per italiano è rana, ma sapeso c'è molto che si dice rospo per furlan? Zave, con l'apostrofo prima dall'S. Veso mai sentito c'è molto che di qualche banda dal Friul acclamin la patate. Per furlan patate si le clame cartufule. E sapeso c'è molto che si clame per tedesco la cartufule? Kartoffel. Kartoffel che al somè a cartufule. Sintiso la someance? C'è magia la nostra lenghe. Voleso farmi domandis su altri argomenti che tante curiosità? O voleso fa una dediche? Mandait a maman caiut sportel furlan pont e u. O mandait un WhatsApp al numero 3 7 1 4 7 2 9 0 2 2. O le arai tutto in trasmissione. Fasin un gioco. Tutti gli animali hanno una code, ma che stis di cui sono? Taccait la besteute con la sua code. Us doi 5 secondi. Quale ise la code dal polecciut? Just, la code dal polecciut è la prima a manciampe. E la code dall'orsut? Quale ise? Pronz? Vie! La code dall'orsut è che marron, o ben la tierce di manciampe. Cumò, vi odinse occhiatais la code dal cuninut. Vie! La code dal cuninut è propite che la prima a mandrette. Qui manca l'anchiemò? Ah sì, la volpe. Ma che è facile di chiattare, no mo? Oves 5 secondi. Vie! La code de volpe è che un arancione. C'è gusto gioia con voi altri spruz. Me cusine e bette, nessun pette, e ul cognossi tut, e cirgnovis da pardut,
Per ascoltare, io sono pronta. Cosa vuoi che non sconte? Mandi Frus, c'è molto stai so? Vi sono passato bene il Nadal? Ah sì, anche io. O hai avuto c'è mangiare? Dove che? Non hai avuto l'occasione di vedere mie cugine Daria? C'è? C'è di seso? Il fasino une sorprese? Oh, c'è idea geniale! Poi però, dove di chiappa l'avion? Vigli? A studiarte tu la parte? C'è? C'è? Bete! C'è bien il mio di Daria. Oh, ma c'è fasi sto qui? O sei venuti acchiattati grazie ai nostri amici di chiesa. Oh, grazie amici! Va bene, come che tu sei qui? C'è visto di fa una bella chiaminata in paese. Uè, e è una bella giornata di sorelli. Sicuro, c'è bella idea. Vigli? Vegni sto con noi? Ah, sicuro che no. Occhio, Bete! A lei il semaforo! E è vero, tu hai ragione. Bisogna sempre stare attenti ai segnali stradali quando si cammina per strada. Come po' di là? No, Bete, no di là. O po' di passare di là le strade dove c'è il passaggio pedonale. Tu hai ragione, c'è stornita. Orbo, il segnale di stop alle compagne di che l'inglese. Alle compagne in tutto il mondo. Ah, così si capisce da ormai. Daria, aspetta un lampo. Che il segnale stradale all'ultì che il passaggio dai pedoni è proibito. O vendi là, parla di là, e là lì no. Parli qua, clar! Giusto. Occhio, Daria! Il segnale all'indica che come al scomincia un passaggio pedonale e ciclabile. Dunque non spassano anche i ciclisti. Bisogna tenere di voli la strada, eh? Tu hai ragione. Bisogna tenere sempre di voli la strada. Ma che la io? Isal per caso un caffè? Pensi tu a ciò che pensi io? Cioccolate chialde! Sì, cioccolate chialde! Andiamo a attraversare lì dal passaggio pedonale, Daria. Sicuro! E di corse! C'è gale! Frus! Com'ò? Alta che ghiti! Se pronti per divertirsi con stelle, ghiti e i loro amici. O spietin anche su www.giti.it in un mondo di giochi, letture e videos. Imparà nuovi slanghi.
tra di noi o fevelin furlan, ma anche io voleresti imparare gli vostri slenghis. Son pardabon tantis. Ma io sono giovane e con tante voglie di imparare. Va bene allora. Parti di sì, tra i ritz, tu esti nicciula e aseis. È più difficile che io pensavi. C'è voi in si dolz. I dolç àrabs són plens di mel. Ioi, c'è maravè. Ma non dai fat neanche un. Parvie? Perché che un mangion alla deve finire tutta la mel dal bosco. Scuse, o squen la vie. Gitti mi clame. Pardabon, vigi? Tu mi dices que tu has amis que afevelin lenguis diferentes de to. Ma non mal sares mai spietato. Però, è vero, non si insiore in un'evore tutti questi lenguis a tor di no. Gli lenguis a conti in cui che o sin ed indula che o vignin. E anche se non li scognosin dutis, qualche peraulute si somè anche altri speraulis di altri lenghis. Brav, vigli! E se di no, alle c'è también anche ascoltare i suons differenti e maravilloso, sì. Mamma. Mandi Frus! Uè, o hai deciso di partecipare a una gara di corse? Poi che arriva prima, al vince una bicicletta. E a me una bicicletta mi interessa un grum perché la me è tutte scancarate. Qui che arriva il secondo, al vince 1 chilo di cioccolate. Qui che arriva il terzo, al vince una torta. Io sono pronta. 3, 2, 1, pronto, partenze, via! Mandi Daria o soi Lucie di Terencian. D'ogni di chiese me e la pista di Speedway, che è un sport là che si corre con una moto speciale in una pista ovale. Mi piace tanto là le gare con mio papà e vio di cui che arriva prima. E tu, in che posizione sei arrivata te corse? Mamma, mandi Lucie, e è vero. A Terencian si può inviare gli corsi di Speedway dal campionato italiano e anche di quelle europeo. Ma, Frus, e se io facessi fare une corse ai miei pipins? Sì, ma no, che di Speedway, No. Ben chiatas, frutis e frus, ai super mega iper corse dai pipins di mamma. Si preparin da urde linee di partenze. Sandre la Piore, Ailis la Copasse, Pevar il Panda, Fidri l'Ors, Tomás il Rich, Clare la Giraffe, Mark il Pampagal, Beppi il Leone, Emanuele il Chian,
Indri, il cunin. I 10 partecipanti sono pronti da ora delle linee di partenza. Qui sarà il vincitore o la vincitore delle prime corse furlane dai pipins di Maman? Siete pronti? 3, 2, 1, via! I 10 partecipanti accorrono, cui svelte, cui plank. Occhio, Clara e la giraffe! Oh, non stai insoppedati! Clara e la giraffe si tira su di buride e appropi che di vinci, bule. Oh, velu che arriva Beppi il leone. Da ur di loro anche Marchi il pampagal, che a svoletà. Marchi il pampagal è penalizzato. La gara si fa sull'isciati se no culi salis, dunque i tocchi latte ultime posizioni da ur di tutti. La gara non slasse proprio i tabocchi e vierte. I partecipanti delle prime gare furlane dai pipins di Maman sono tutti un snipe. O sin rivasa e fin de gare. La classifica dai vincitori e dei vincitori è gli cheste. 10. Indri, il cunin. 9. Fidri, l'ors. 8. Tomás, il rich. 7. Beppi il leone. 6. Sandre la piore. 5. Emanuele il chian. 4. Ailis la copasse. E attenzione, Tierz, Pevar il panda. Seconde, Clare la giraffe e Prin che dall'ultima la corucce tanto amis. Mark il pampagal. Ai me corse o porterai i miei pipins e o rivarin Prince o Seconds o Tierz o Quartz o forse Queens, Sest, Settims, Ottavs, Novesims o Decims. Ma non si può mica arrivare sempre Prince. Volevo farmi domande su altri argomenti che avete tante curiosità? O volevo fare una dedica? Mandai a Maman, Caiut, Sportel Furlan, Pont e U. O mandai un WhatsApp al numero 3 7 1 4 7 2 9 0 2 2. O le arai tutto in trasmissione. Fasi un gioco. I pipins di Maman hanno tornato a fare una gare e queste volte la classifica è un'altra. Vi odinle insieme. C'è mutis arrivato Pevar il panda? Chiataitlu in 5 secondi. Pevar il panda all'arrivato quarto. C'è mutis arrivato Fidri l'ors? Chiataitlu in 5 secondi. Fidri l'ors all'arrivato sest. C'è mutis arrivate Ailis la copasse? Chiataitle in 5 secondi. Ailis la copasse e gli rivade novesime. C'è mutise rivade Clare la giraffe? Chiataitle in 5 secondi.
clare la giraffe e ieri vade quinte. Bravs, fruits! Dammi chi la tua manute, che ti conti une storiute di un mondo plen di magie, di amis e fantasie. Sino duci dodis? Aliere une volte un siorut che si chiamava Virginio. In chiarni lo conosceva in duci, par vie c'aliere pure in chiandele. Non aveva ni une chiase, ni une famè, ni un lavoro. E tocchiava i cori a tor di paese in paese a ciri un toc di pan e un ripar pegnot, magari in cambio di qualche lavorut. Une sere, sul principi de vierte, al capità des bandis dal bosco di Pierabec, ma nessuno voleva dai ricette. Noi noi c'è mangià, i diseri in tune chiase. Raus, che non le puoi spaipecciottars come te, i diseri di un'altre bande. E così, puor Virginio, plen di fan e di fred, al chiatari parta al bosco, so di un arbol, ma te mari de gnot, al glusvea. Si sentiva innanzi tan lontan un trob di lor che con voce basse soturne a disemin. Sino duci dodis, sino duci dodis, sino duci dodis. Prima che l'uvo al massim, Virginio si platà da ur di un'ecise e al viodè dodis o menons con su une tonie blanche e une cappe a ponte che platava la muse. A ierin i dodis sassins dal canal di Guard che attornavi di chissà quale robarie. Passats che a forin Virginio s'indormidì. E anche la di dopo, non savindula là, al tornà a dormì so di quel stesso arbol. Anche che sviac alle stesse ore al tacà sentì. Sino duci dodis, sino duci dodis, sino duci dodis. Si platà in moda ur decise, ma quando al passà l'ultim sassin, lo stramurtì con tunera clade. Iglia vai vestits e la cappe, sai mette su, e di buride al tornà mettis in file con che gli altris, murmugliant anche lui, sino duci dodis, sino duci dodis, sino duci dodis. I sassins a camminare in man e a furpa al bosco, finché arrivare in davanti une pissande, che da urvie e platava un passaggio segret che almenave fin a une grande chiase. E iere la cove dai dodis sassins dal canal di Guard. Dopo gli entrati in chiase, che iere plene di bes e diamants e giois da pardut, che il più grande e grues al disè. Anche parusignotto vin robat e assassinat. Poi hai là i sac sculaur e mettensi a dormì, che anche domani vari un biel ce fa. Virginio al procurà di mettersi un chianton e si diava alla cappe dome quant avevi di studadis d'utili stiandelis par non farsi cognossi. Quant che duce dormivi in par ben, al chiapassù un sac grandonon, al butta dentro i duce che al podè e a stiampà vie. Che gnot, Virginio al diventà il più sior de chiarnie e vadì di tutto il Friul. Ma al veve di stiampà lontan, perché nessun si domandasse, ma si messa sins, ciumut che al veve fatto così in beis duci un colp. Al decidei in alore di la state basse furlane. Al tacà a farsi clamà a Zef, al comprà un gran talbierc e si maridà con tune bielle femmenute di non corine. Per qualche an al vivebbe non, finché un idì sassins a venirin a savè che Iuppe basse al viveve un culacenti arniel e plen di bes, e che la femmine, quando che si rabbiave con lui, gli diseve «Torna in monta a fa il pecciottar». Insomma,
a ieri insicurs che lui quel che urveve portat via tutto. E così a organizzare un'espedizione per Chiastialu. Si platare in dentro di une botte grandonone e le facere consegnate cantine dall'albierg. Usai portat che ste botte di vin neri? Disse all'umenut che almenava il chiar al famei dall'albierg. Ma no, non lo vin ordinate, disse il famei. Alle già tut paiata al giuntà pront l'umenut. E così la botte e fu portata in cantine. A un certo punto, Teo starie dall'albierg al finì il vin. E così Corine e correiu in cantine a Chiolilu. Ma rivade iù e tacà sentì che dentro le grandi botte qualchidun al murmugliave. Sino tu gli dodis, sino tu gli dodis, sino tu gli dodis. Plene di pore e tornà su a avvisare il som. E allora lui disse: Corine, muoviti, va lì dal spoler e metta a bulì il vueli te pignate più grande che tu has. Quando che il vueli al diventà bulint, lo portare in iute cantine e con tune plere lo buttare in dentri de botte. Il sassin s'attaccare in accaina e a muovisi così a fuart che la botte si rompe in 1000 tocs. E così, a stiampare in vie, corrente tanche spirtaz, di che volte nessun al savè più nuie di loro, e tutti i veri in grata Virginio parve deliberati il Friul di che il trop di sassins. Frus, com'ò? Alta che ghiti! Se soprons par divertisi con stelle, ghiti e i loro amici. Uspietin anche su www.ghiti.it in un mondo di giochi, letturis e videos. I numars ordenai. Prime, seconde, tierce, quarte. Mandi ors, ce fasis tu? O vuoi imparare a contare? O soi che o conti gli mes chattis? Bravors! Io o sai contare fino a 1000. Il solito spandau. Contà. 600, 601, 602. Ors, tu sei sempre più bulo. C'è snait. Sì, o soi che mi impegni un'evore. O conti e aseis di ghitti per fa pratiche. Trop timp di coventi all'anchiamò. O hai fan? C'è buona la cioccolata fondente. Sì, Frus, a gare o soi rivade, seconde. No, tu non tu ascoru della gare, dunque nue cioccolate per te. Va bene, dai, domani fasarin un'altre corse
cui pipins di maman, cui calrive prim al vinc, croquetutis cul salmon, cui calrive secant, croquetutis cul salmon, cui calrive tierc, croquetutis cul salmon. Sì, lo sai che tu vuoi di vinci e alle proprie te perché che il premi alle simprichel. Mamma, frutz. C'è maravè, vigli, il cil di gnot. C'è tanti stelis. Mi place immaginami c'è calè di che altre bande dal cil, lassù. C'è che non si rive a viodi da urda in noi. Sugli stelis. Ma vigli tu, pensi tu che a sedi in ghias sugli stelis? C'è un fasino a passare di une stelle a di che altre. Ioi! Oh, sono sicura di me vedute una nave spaziale! Li hai vedute bene o no? Dai, vigli, su, tirati su! Corco, vindi là da uro! Io! Vigli, tu avevi ragione tu a restare qui e tutta lì, che hai vedute non era una nave spaziale, ma ben una stelle cometa che è esclusiva in tal cielo. Viodin se qualchidun che non scrive le ha per caso vedute. Mandi Daria o hai non Teresa. Io une volte ho letto in un libro che si può arrivare fin tremai tal spazi con una nave spaziale. Pensi tu che quella magia di mamma podino arrivare tutti insieme a lì a viodi c'è calè dopo dai noi? Mamma, viodi tu che anche i frus di chiesa le han vedute la nave spaziale? E come che ha di Teresa, o dopri la magia di mamma e le chiatti. Frus, chialait, si slontanin sempre di più i de tiere. Oh, la tiere, troppo biele che è. E che bale grandonone. Ale il sorelli. Ma il sorelli non è un pianeta, è una stella. C'è maravè. Su po', nave spaziale, menino sempre più d'ogni dai pianeti. Quel che io vi ho detto, frus, è il sistema solare, o ben il sorelli, i satelliti, gli asteroidi, i pianeti. Vi ho detto, frus, sono pianeti che sono più d'ogni dal sorelli. Sono fatti di metallo e di clap, sono piccoli e chialzi e sono chiamati pianeti terrestri. E loro sono Mercuri, Venere, la Terra e Marte. Anina cognosci migliori nostri vicini di chiesa. Mercuri è un pianeta particolare, perché di arriva a 450 gradi, di notte a manco 180 gradi. Venere è il pianeta che si arriva a viodi di sera, poco dopo che il Sorelli è andato a dormire. E ven chiamate anche la stella de notte e la stella de mattina. Marte al ven chiamato il pianeta rosso, proprio per via dal suo colore. Una volta a disin che era aghe, ma poi dopo è diventato così chiaro che al par un deserto con tempiesti di savalon.
E per finire, ho vinto la tiere che ho conosciuto. In te tiere si può vivere perché lei è l'ossigeno e la temperatura è buona per poter vivere, perché la sua distanza dal Sole è perfetta. Poi dopo ho vinto i pianeti che sono più lontani dal Sole. Loro sono grandi, freschi, sono fatti di gas e sono chiamati i pianeti giganti. Loro sono Jupiter, Saturni, che ha attorno di 7 tanti cerchi, poi Urano e Nettuno. Come fruzzo torni a casa, perché ho di contare a vigli che la nave spaziale non dorme, le hai vedute, ma mi ha anche menate in tal sistema solare. Volevo farmi domande su altri argomenti che avete tante curiosità? O volevo fare una dedica? Mandai a mamma Caiut Sportel Furlan Pont EU o mandai un WhatsApp al numero 371 472 9022. O le avrai tutto in trasmissione. Fasin un gioco. Provai a contare troppi scommetti che assonta queste immagini in 5 secondi. Pronti? Via! Gli scommetti sono 3. E come troppi sono le navi spaziali, provai a contarli in 5 secondi. Pronti? Via! Le navi spaziali sono 2. E le lunis troppi sono 3, 2, 1, via! Contate! Le lunis sono 2. Bravo non, Spruz! Se ho conti fin a 10, sicuro che torni i miei amici per imparare di lungo da lan con l'inglese e col furlan. Mandi amici, io sono qui con Max e Leo per organizzare una bella gita e per imparare qualche parola per inglese. Mandi Daria. Mandi Max. Hi Daria. Mandi Leo. Ma c'è fasino vuoi? Beh, prima di decidere che fa, ho vinto io dice che al dice il team. Che all'info al balcone. Uè, è una bella giornata di sorelle. Today it's sunny. E quando alle bel tempo si può fare tanti sbieli robi, dunque c'è di seso so fasin una bella merenda in Taipras. Let's have a picnic in the park. Oh no, il tempo è da ora cambiare. A son vigno spur in noi e l'aiar. It's cloudy and windy. C'è fasino come? Lo sai io? Giuin con un aquilon. Let's fly a kite. Il tempo è da ora cambia una 3 volte. È da ora plovi. It's raining.
E come non sto che resta in chiesa? Il team alle da ora cambia un'altra volte. Al neve! Yay! It's snowing! E allora come? O può fa? Un pipino di neve, c'è di seso? Let's make a snowman! Alle proprie parchest che si dice, se il team non ti piace, spiete un momento, che cambierà un sproc che in Friuli funziona bene. Dammi chi la tua manute, che ti conti una storiute di un mondo pieno di magie, di amici e fantasie. Il lari di Stelis. L'istat aromai agliere tacat e Davide agliere dut plen di morbin, parce che tal doman al sare slat con la sofa me per prime volte al camping. Se al si arave voi, i pareve biel già di viodisi lassù, cul voli ben fracata al telescopi a studiali Stelis, la so passion, ioi c'è contentece. Te buinore, dopo vecchia madli svalis e lis provision sul camper, la famiglia infine era pronte per partì e vie lor direzione il canal dall'Argin. Dopo rivaz, Davide al montà la sota in dute e al speseati rafur dut l'armamentari astronomic, binocul, mapis celestis, atlanta astronomic e nanche dilu il telescopi. Dut agliere pront. Si veve dome di spietà che l'agnot e vistis di scuri il cil e poi dopo a saresi insaltadis fur une da ur che altre dutis listelis. L'agnot erivà e Davide al tacas crusignai il cil. Al chiarà di ca e di là, a drete e a ciampe, ma alc nol tornave. Papà, listelis, a son sparidis. Al pari di Davide gli passà sulla bocchie un segno di ridade e al disè, ma no mo, magari culì il cil alle più innullat che a chiase nestre. Davide lo chialave pinsiros. Postai, sì, qui sa, forse gli stelis a giù in disquindisi, e con quel pinsir alle a dormì. La sera dopo, però, scrusignanti il cil, parcirì il chiar picciul, e vegni un colp, agliere sparit, ma sparit dal dut. Ma c'è mood, non poiessi. In quel, cu la code dal voli, al bar lumà alc di lusin che al traversave il cil. Une stelle che cole. N'anche finì di ve un'altre sdrasse lusinte, e poi un'altre anche mo. Ma c'è succedial? Culì alle alche nol quadre, e intan che al resonave anche il chiar mat al sparì. Allore al gafalis mapis, al fracà dentri la pile in te sacchete e si invia di bon pas versi il bosc. Al chiaminà per un biel poc cencecchiata nuie e agliere quasi par tornà in daur, quanche sun sfur dal scur a clamare in la so attenzion. Sban, sglen, tududum. Davide urlè da ur in ponte di Piz e biade lore, li sviodè, li stelis, velis li che aierin, ingrumadis un tun chiaruc giusta in bande di une astronav. Sì, oves capit ben, une astronav. E so de naviselle spazial agliere un extraterrestri che al mateava intor. Agliere verdi chiafa Piz, al veve li sorelis come dos bleris, la museta ronde, tre voi e un'ante nute picciole sul chiav.
Davide non si lascià spaurì e al disè: Dippo, l'ari di stelis, ce combinis tu? L'extraterrestri si spaurì così tanto che il meneviz isbrissa di man e i colà dret sul pit, che sì che fasè vio di li stelis pardabon. Coi favelial, coi sestu. Al rispuindè: Io ai nom Davide e ho sei vegnut a liberare li stelis. Al ribatè che l'altri: Dismenteital, li stelis a son mes. Al rispuindè l'extraterrestri tutti invelegnat. Davide allora al corè viersi il chiaruccio e al tacapara dentro li stelis tessò sacchetis. No, fermiti. Al berghelà l'extraterrestri: No sta porta me svie, no puoi tornare a chiesa cence. Avvio di lutam disperat, Davide domandà: Perché fatico ventino? Vio disto, tagno planet no je luz, e io i pore dal scur, e li stelis a poi di aiutami. Sastu, al disè Davide, il scur al fa spore a duc, ma se tu come tu parti svie li stelis, il nestrimont al sares pierdut. Ma allora io c'è mut fasio. Al sgnaula che l'altri. Ben, o podares regalati la me pile, tu podaras doprale quan che tu varas spore, che alle chi, e je biele grande e fas un evore di luz. L'extraterrestri al fa un grun contendi che idee e al domandà al sognu famiti dai une man a sistema dutis li stelis tal lor puest. Sigur, tu pilote l'astronav che io mi senti sul chiaruccio, al disè Davide, e in tu baticei il cil al vevedi gnufil so firmament. L'extraterrestri al tornà sul so planet cu la pile content come une pasche parve chiatà della soluzione al so probleme. Davide al traversà il bosco scur, guidat nome dall'usor de stelis e une volte arrivata al camping al corre dret dentri dal camper. Mame, papà vigneta viodi, li stelis a son tornadis. Giust risinà fin tremai la tendute giale e duchi insieme, un d'ogni di che l'altri, a passare in dute la gnot chialant li smaraveis dal cil. Como alta che ghiti! Se soprons par divertisi con stelle, ghiti e i loro amici. Uspietin anche su www.ghiti.it in un monte di giochi, letturis e videos. Lis costellazions. Aquile, tu che tu ses donge de stelis, quale is la tua preferida? Tempo, non son mighe come gli stelis, ma sono anche le costellazioni. Allora, quale is la tua costellazione preferita? Che de aquile ve? La solite modeste. I planets. Pense che tal'univers son milioni di stelis e di planets e... Ce gnam, i planets non si manghin.
Sesto che tu pensis in trops planets che gliela mil? Vigli, chiale che ieri con me anche i frus di chiase, sulla nave spaziale e in tal sistema solare. Tal pueden dire anche loro, e è vero. Sicuro, e gliel'ha proprio così. Oh, sapevi che mi va rispettate? Ha lelato anche lui a di il sistema solare. Vighi! Vio di torna a chiase, Mamma, frus. Ieri va della giornata, Vasarino le ridate, con bravura io tal dis, la mia tu parenti amici, tutti insieme